Quindi io credo che continuare a camminare col conosciuto anche dal punto di vista organizzativo non serve più, perché questo sistema ci porta fuori mercato, ci porta fuori dal sistema delle banche, ci porta a non considerare il territorio, un territorio trascurato che significa creare danno ai centri urbani e nello stesso tempo non averlo più frequentato dall'uomo. Ecco, sono cose, a mio avviso, che vanno riconsiderate di sana pianta. È un argomento che a mio avviso deve coinvolgere tutta la politica regionale, non solo chi governa ma tutti i partiti, e deve coinvolgere soprattutto chi ha forza esecutiva, perché deve cominciare a indicare, iniziando da quelle carenze, strade nuove dal punto di vista organizzativo. La pubblica amministrazione deve cominciare a scandire i tempi, non più una pubblica amministrazione che si governa secondo le regole della burocrazia elefantiaca che ci siamo costituiti negli anni, una burocrazia che crea danno allo sviluppo economico della Sardegna, una burocrazia che ci porta fuori dai mercati e fuori dalle banche, e pur avendo aziende che hanno crediti uguali ai debiti, noi ci troviamo nella condizione ad avere aziende cancellate dal sistema bancario, perché i tempi del credito non corrispondono ai tempi del debito. Io credo che considerazioni di questa natura dovremmo fare tante, e quindi io credo che da qui bisogna ripartire per rivedere il sistema economico sardo, ad iniziare dal comparto primario. La Repubblica si compone delle regioni, delle province e dei comuni. Io credo che il sistema istituzionale deve partecipare in ogni livello alla produzione della ricchezza. Il sistema istituzionale deve essere consapevole del fatto che l'attività produttiva diventa primaria veramente nel nostro sistema, perché abbiamo visto che a furia di non considerare il settore primario e privilegiando gli altri settori che sono fatti le ossa con i soldi degli italiani e dei governi italiani, oggi stanno spostando verso altri lidi e stanno lasciando l'Italia in una difficoltà enorme. Lo scoramento delle aziende dei pastori di questi giorni credo che sia la cartina del tornasole più importante. La perdita del reddito dei contadini del 36% negli ultimi anni io credo sia un dato estremamente preoccupante. Allora il sistema va tenuto. Io sono convinto, per un'esperienza maturata, quindi non solo perché la penso così, che così come è concepita la vita istituzionale italiana, con la legge che regola l'attività amministrativa dei comuni e delle province, che prevede una forma di utilizzo del bilancio in un certo modo, è possibile scandire nella pubblica amministrazione la politica dei tempi. Oggi faccio la domanda e domani ho la risposta. Oggi semino e domani raccolgo, e quando ho raccolto il contadino deve avere i soldi in tempo ragionevole nel suo conto corrente bancario. Questo, a mio avviso, è il sistema nuovo che si deve impostare, perché con questo sistema si cammina secondo un criterio amministrativo. E invece noi su questo orecchio non ci sentiamo, tra province e regione non c'è dialogo neanche con la formazione della politica nell'elaborazione delle cosiddette commissioni, e quindi continuiamo a mantenere lo status quo con un aggravamento della situazione produttiva che sta portando il sistema Sardegna verso la crisi più profonda. Noi ad ogni livello, comune, provincia, regione, dobbiamo aiutare il sistema Sardegna a non sprofondare. Noi lo dobbiamo aiutare perché ridecolli. Questo è l'unico modo per tenere i sardi in Sardegna e per riportare in valore il territorio di cui disponiamo. La provincia ci ha provato con un'opera pratica, ci ha provato con un progetto, che è un progetto sperimentale, che oggi lo riempi con una cosa, domani lo riempi con un'altra, ma la base di fondo rimane intatta. Il progetto è denominato Vivere la campagna, che ci ha contestato il sistema regione per anni ed anni. Bruxelles, all'ufficio delle regioni, l'ha considerato il progetto unico d'Europa. Alcuni mesi fa il sindaco di Norimberga, con i 44 sindaci dei comuni vicini, l'ha considerato come un progetto da addizionare alle loro attività, che tendono a favorire la conoscenza delle attività primarie della terra nell'ambito scolastico. Ogni bambino che va a scuola ha una borsa di prodotti cerealicoli e di legumi, proprio per dire che ciò che si mangia è un prodotto della terra. L'abbiamo impostato in quelle strade. Il primo anno hanno partecipato al progetto 370 aziende, al secondo anno 770 aziende, al terzo anno 1034 aziende, il che significa che noi attraverso quel progetto abbiamo potuto dimostrare che l'uomo in campagna ci può stare, che l'uomo può presidiare la campagna, che può presidiare l'ambiente, che può produrre derrate alimentari utili per se stesso e per il sistema della zootecnia sarda, e abbiamo dimostrato che si può applicare la politica dei tempi. Oggi semini, domani raccogli.
Oggi, al 15 di agosto, i 1034 agricoltori della provincia del Medio Campidano avevano in loro conto correnti l'aiuto che la provincia ha dato per impostare questo tipo di progetto. Un progetto, badate bene, che è in ordine con l'articolo 38 del Trattato di Roma, perché non ci mette nella condizione di dover notificare il provvedimento in quanto non rientra nei parametri più alti rispetto a quelli che l'Unione Europea ci consente. Ecco, io credo che progetti di questa natura, che ieri abbiamo discusso con i sindaci e lo allargheremo, perché gli amministratori comunali hanno condiviso l'idea di non finanziare più cianfrusaglie nell'ambito del territorio, ma di andare dritti sui settori produttivi. E nei settori produttivi di camminare soprattutto nella valorizzazione del territorio coltivandolo, ora con la granaglia, ora con lo zafferano, ora col melone in asciutto, ora col mandorlo e ora con quello che concorderemo. Il progetto della provincia verrà allargato con i finanziamenti di ogni amministrazione comunale. Ogni amministrazione comunale che vorrà allargare il numero degli ettari coltivati e presidiati sul suo comune lo farà attraverso il bilancio del comune e all'interno del calderone che la provincia ha messo a disposizione di tutti per governarlo secondo un unico sistema. All'interno di questo tipo di progetto si è anche affrontata la questione per vedere di allargarlo con prodotti tipici locali. Abbiamo escluso i cereali, privilegiando i legumi per una questione storica di quella pianta, laboratori e così via, non sto adesso a dirla, però abbiamo pensato anche cereali per il futuro. Grano capelli sarà una cosa su cui noi vorremmo mettere testa e troveremo a livello sardo delle persone che vorranno fare convenzioni e accordi per quanto riguarda questo tipo di prodotto, lavoreremo in quella direzione. Con i comuni che metteranno un soldo in più rispetto al bilancio della provincia, lavoreremo per allargare la base produttiva di questo prodotto. Così per quanto riguarda tante altre produzioni. Io credo che questo sia un modo di fare politica nuova e di organizzare un po' la regione. Il tutto lo facciamo solo con i soldi del bilancio della provincia del Medio Campidano, risparmiando da tutte le parti e investendo sul settore produttivo. Noi invece questo progetto lo vorremmo fare in accordo con i comuni e con la Regione Sarda. E se la Regione Sarda ci mette a disposizione 1 milione di euro, noi portiamo questa coltivazione, quindi sto dicendo 1 milione di euro, il tanto per lastricare la piazza del comune dove ero ieri, a Collinas, che ci mette nella condizione invece di investire su 10.000 ettari dei 28 comuni della provincia del Medio Campidano. È un'attività, a mio avviso, che potrebbe essere studiata a fondo, ci dovrebbe essere più dialogo tra il sistema ente locale e quello regionale, perché credo che le soluzioni si possono trovare in casa. La crisi oggi è di questa quantità, domani forse sarà ancora peggio a considerare come le contrattazioni sono in campo. Pertanto credo che perseguendo quella strada noi troveremo delle soluzioni che ci possono dare risposte al sistema ambientale, al sistema produttivo, al sistema burocratico e alla condizione socio-economica, perché la vita di relazione in Sardegna sta mancando. Grazie. Grazie Presidente, che con le critiche ci ha dato anche le prospettive. Vivere la campagna è un bellissimo slogan, ottimo. Bisogna trasformarlo in realtà, non in slogan. E sta diventando realtà. Dicevano sia Mimmo Zedda che Fulvio Tocco che bisogna fare politica nuova. Bisogna fare politica nuova, bisogna fare anche sindacato nuovo, così introduco Martino Scanu e Fabio Cois, rispettivamente della CIA e della Coldiretti, per dire che se c'è un settore dove c'è bisogno di vento nuovo, sono proprio le associazioni sindacali, che sono vecchie, stravecchie, non rappresentano in genere le persone che dovrebbero rappresentare, tant'è che abbiamo il proliferare di movimenti spontanei che aggregano molto più delle sigle tradizionali. I pastori in questi giorni ce lo hanno dimostrato, agli occhi degli italiani, non agli occhi nostri sardi. Io ho avuto dei compagni, degli amici, dei colleghi che mi hanno chiamato nei giorni delle manifestazioni dei pastori e vedevano il movimento dei pastori, che hanno riportato in campo nazionale il problema che è stato, secondo me, non lo dico da oggi ma da 40 anni, sottovalutato dai sindacati regionali, soprattutto del mondo delle campagne, al quale con questa premessa do volentieri il microfono. Iniziamo con Martino Scanu, CIA regionale.